grazie per essere qui a questa inaugurazione, questa bellissima mostra che ci permetterà di conoscere, di vedere le tavole del fumetto dal vivo, le tavole originali. Jazz Loft è un progetto bellissimo perché unisce il fumetto e la musica jazz, due passioni che credo stiano benissimo insieme. Ringrazio l'assessore Cataruzza che è qui con noi questa sera, che ci ha veramente dato uno spazio magico, non potevamo volere uno spazio più bello per poter mettere queste tavole. Perché organizzate delle robe bellissime a livello regionale, sia non a livello con artisti di respiro internazionale, ma a livello in diverse sedi della regione, ma soprattutto perché valorizzate gli artisti della nostra regione, avvalorandoli e dandogli sì una dimensione di carattere decisamente superiore. Questa è una operazione che state facendo, è assolutamente meritoria e di grandissima qualità. Grazie veramente per quello che fate. E abbiamo chiesto a Controtempo di fare una sinergia, cioè in Controtempo abbiamo fatto questa cosa assieme, io mi sono prestato molto volentieri a collaborare in questa cosa perché a parte le tavole che io le avevo già viste ed è stato un piacere per me fare questa cosa e dare, come diceva anche l'assessore, come fa anche Controtempo, abbiamo sempre cercato di sostenere i musicisti friulani.